Risolvere il problema a un digespugliatore 52 di cilindrata di provenienza sembra cinese, assemblato in Italia o qualcosa del genere. Allora, il problema di questo digespugliatore è che dopo poco che funziona comincia a scarburarsi. A parte la potenza ce n'ha da vendere, il problema principale lo troviamo qua in mezzo, come potete notare, il collettore del carburatore. Il carburatore, come potete vedere, è un baico, un foro da 15, non so se potete notare. Il problema principale, secondo me, è la membrana, che dopo un po' tende a seccarsi, e io, come vedete, l'ho cambiato. Ho cambiato sia il carburatore, uguale, reperibile su eBay, al prezzo di 14 euro, più la spedizione ovviamente. Poi, come potete vedere, vi dovete munire anche di questo collettore con foro da 15. Lo reperite in certi posti, lo potete reperire anche a 25, 19, dipende dai casi. Adesso vi faccio vedere la modifica che io ho riportato. Un attimo. Allora, come potete vedere, mi sono fatto delle guarnizioni reperibili in carta, vedete? Ci ho lavorato un attimino sopra, come vedete. Questa è quella che va nel collettore in fondo, che, come vedete, va qua. Adesso mi metto un po' la luce, non so se riuscite a vedere. Questa va qua, vedete? Fatta artigianalmente. E questa qua è la parte superiore, che andrebbe messa qua, vedete? Buco dove entra la benzina, lo fate da voi. Vi faccio vedere meglio la luce, vedete? Foro da 15. E questo qua va sotto, vedete? Qua. E questa l'ho fatta io, andrebbero messe qua. Poi cercate di centrare il foro come meglio, vedete? Ecco, questo è il problema principale. Poi, come vedete qua dentro, tenta sempre a sfilarsi. Qua ci sono delle viti, dove vanno le viti filettate, come vedete, tentano sempre a sfilarsi, la filettatura viene sfilata, si sfila in poche parole. Io ho risolto il problema facendo un buco qua, come vedete, facendo un buco qua, senza danneggiare il foro, e un altro qua, mettete un chiodino di acciaio, un chiodino, uno spillo, qualcosa, in modo che quando serrate il filetto non vi viene dietro. Poi ho risolto cambiando le guarnizioni, il carburatore nuovo, perché la membrana tende a seccarsi, e come vedete, adesso un attimo, come vedete,
Come avete visto, ho cambiato il carburatore e il collettore con le relative membrane, è già carburato, non c'è stato neanche bisogno di carburarlo. E questo qua è il decespugliatore. Comprato al prezzo appena superiore ai 100 euro, con le minime attenzioni si risolve tutto. Un'altra cosa importante di prendere un frenafiletto reperibile con pochi euro, come potete vedere. Il frenafiletto è importante mettere il frenafiletto, come avete visto che io l'ho messo in queste viti del collettore, questo qua e questo qua sotto, ce ne sono due, non stringete troppo comunque, e poi un frenafiletto anche nelle due viti, una e due, che sarebbero quelle che tentano a sfilarsi, e prendendo dell'aria in più il decespugliatore tenta sempre a ingoffarsi, che sembra che va male. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se ci avete problemi scrivete. Ciao da Antonio e buon divertimento.